Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Bentrovati al nostro appuntamento con Onda Libera, oggi diviso in due parti, ma in realtà tenuto insieme da una serie di considerazioni che andremo facendo. Intanto do il buongiorno e il benvenuto all'avvocato Fabio Schembri, che è qui in studio con noi. Buongiorno a tutti. Perché in questa prima parte della trasmissione ci concentreremo sul materiale relativo alla strage di Erba, che avevamo già ampiamente iniziato a proporre a chi ci ascolta. Sono materiali tutti audio provenienti dagli atti processuali e abbiamo cercato di seguire anche un criterio cronologico, cioè di seguirli nel corso del tempo per come si sono sviluppati e con particolare attenzione a quei 3 giorni nei quali Olindo Romano e Rosa Bazzi sono arrestati e tra l'8 di gennaio e il 10 di gennaio del 2007 arrivano alle famose confessioni. Nella seconda parte della trasmissione però noi partiremo dall'altro caso di cui parlano i quotidiani oggi, ovvero dal caso dell'omicidio di Chiara Gambirasio e dalla vicenda relativa all'arrestato Massimo Giuseppe Bossetti e l'analisi del DNA per cercare di capire una questione che è emersa in questi giorni, che poi riassumeremo e ci faremo spiegare anche dal dottor Marzio Capra, ex vice capo dei RIS e attualmente componente dello staff di DNA Lex, il laboratorio di genetica forense presso l'Università degli Studi di Milano. Cercheremo di capire cosa significa quello che abbiamo appreso, tra l'altro da una perizia commissionata dalla pubblica accusa, dal pubblico ministero, relativamente a quella che è la traccia principale, quella che ha condotto in carcere Massimo Giuseppe Bossetti e che è una traccia rilevata sul corpo della vittima, che ha condotto gli inquirenti a dire il colpevole è lui sostanzialmente e comunque c'è la sua traccia inequivocabile sulla scena del delitto sul corpo della vittima. Però credo che abbiate letto anche voi stamani, DNA mitocondriale, DNA nucleare, non sono termini e concetti alla portata immediata di tutti, non è che siano difficili, perché chi li sa spiegare li sa rendere anche comprensibili per chi ascolta, però necessitano di qualche chiarimento e abbiamo con noi un interlocutore più che valido nella seconda parte della trasmissione. Però, avvocato Schembri, adesso io vorrei tornare anche sul percorso che avevamo interrotto, cercando di fornire, credo sia un lavoro utile, per quanto è uno dei tantissimi paradossi di questa vicenda legata alla strage di Erba, per quanto venga a conoscenza, possiamo dire, della pubblica opinione, per quel poco che possiamo fare noi, quel poco o quel tanto, ma comunque dopo tantissimi anni, no? E a condanna già stabilita in 3° grado dal sistema giudiziario italiano, salvo revisione e salvo il processo e salvo naturalmente il giudizio che potrà darne la Corte Europea dei diritti dell'uomo, presso il quale, mi risulta, avvocato Schembri, ancora è pendente l'intera questione, no? Sì. Cioè non c'è stata ancora una risposta. Non c'è stata una decisione, no. Quindi ci sono 2 possibili, diciamo, strade per andare a considerare ciò che non è stato considerato in 3 gradi di giudizio. Questo credo lo possiamo dire, no? Oggettivamente, perché quello che a me fa impressione ogni volta, adesso le parlo, diciamo, in maniera molto schietta, da persona, da cittadino normale, è che questa congerie enorme, questa massa enorme di questioni che abbiamo visto emergere dagli atti processuali e poi alla fine non siano state valutate nel corso di un processo. Questo al di là del fatto che ci sono 2 persone su cui non solo un ragionevole dubbio, ma un dubbio enorme grava ancora oggi circa la loro reale colpevolezza, perché se metti insieme tutti gli elementi, a me viene una conclusione immediata, bisognerebbe riaprire tutto ovviamente e riconsiderare tutto, ma al di là di questo poi si apre un altro spiraglio inquietante ed è il motivo per cui anche continuiamo con queste trasmissioni, perché attraverso questa storia noi stiamo saggiando con mano che non è detto che la macchina processuale sia realmente a garanzia dell'ottenimento della verità e della tutela dell'indagato, del sospettato, del cittadino, perché alla fine potremmo trovarci tutti nei panni di un indagato, no? O di un sospettato. Questo è un discorso più generale. Non è detto che la macchina processuale arrivi a fare giustizia, detto in termini sintetici, un po' grossolani, però da questa vicenda qui, e considerando che in questa vicenda non stavamo trattando di minuzie, di dettagli, ci sono cose che la logica reputa insormontabili, ne dico solo una, la prima che mi viene in mente, ma i tempi in cui sarebbe stata compiuta la strage e i 2 sarebbero fuggiti davanti a una pluralità di occhi che li stanno guardando e nessuno li vede, le tracce che non ci sono, non lasciano minimamente traccia. Poi parleremo con il dottor Capra
del DNA, di una traccia minuscola che dopo mesi e mesi di un corpo che giace all'aperto, alle intemperie, viene trovata, se è copiosa, non è copiosa, insomma, si trova di tutto. Questi qua fanno una strage enorme con una carneficina tale da essere presumibilmente inzuppati del sangue delle vittime da capo a piedi, in un contesto nel quale devono agire in pochissimi minuti, davanti agli occhi dei loro vicini di casa che li conoscono perfettamente. Raccontano di aver fatto la strage senza neanche predisporre delle tutele che non sarebbero comunque servite, perché potevi metterti la tuta dei rischi e alla fine da quella carneficina lì uscivi inzuppato di sangue, e le tracce le avresti lasciate per forza, percorrendo il percorso che va dal teatro della strage a casa tua, attraversando il cortile, impugnando la maniglia della porta, cambiandoti a casa tua, uscendo, il tutto in 2 minuti. Dopodiché nessuno ti vede. Cioè, adesso questa cosa qui è già un elemento enorme. Poi ce ne sono tutti gli altri che abbiamo visto, le intercettazioni che sono state vendute alla pubblica opinione come intercettazioni che confermavano la loro colpevolezza, perché i 2 omicidi non parlano mai di quella strage che hanno fatto, invece ci parlano tranquillamente, anzi quando sanno che l'unico sopravvissuto si risveglia, così come gli viene comunicato, dicono meno male, un bravo uomo, povero Cristo, speriamo che parli così almeno si risolve. E ne cito ancora, potremmo stare qui un'altra puntata intera, però il punto è, davanti a tutti questi elementi, so che le faccio una domanda stupida, però è una domanda che credo una persona normale, un cittadino al di fuori di questa vicenda, che non l'ha studiata approfondita né dal punto di vista legale e difensivo come lei e come l'avvocato Luisa Bordeaux, né diciamo dal punto di vista giornalistico, come hanno fatto non in moltissimi, a dire il vero, tra i giornalisti. Uno che guarda da fuori dice: ma com'è possibile? E questa domanda qui rimane grossa e inquietante sullo sfondo di questa vicenda. Sì, è possibile perché non è il solo caso dove sostanzialmente quando si dà per scontata la colpevolezza di 2 individui, un individuo, si arriva poi a una sentenza di condanna, e certe volte anche tramite, chiamiamole, forzature probatorie. Infatti da un lato lei ha ben evidenziato tutti quelli che sono degli elementi diciamo non di colpevolezza bensì di innocenza, quindi elementi probatori di innocenza. Ce ne sono anche degli altri. Dall'altro lato vi erano sostanzialmente quei 3 elementi, la testimonianza del sopravvissuto estremamente contraddittoria, perché non dimentichiamoci che prima indicava un altro individuo, ma soprattutto la confessione, che erano gli elementi dell'accusa, e quindi sostanzialmente gli elementi forti che inizialmente aveva conosciuto l'intera nazione tramite l'opinione pubblica, cioè tramite i media, perché era stata diffusa per mesi e mesi solo e soltanto la voce degli inquirenti, la voce dell'accusa, che però non avevano bilanciato quelle che potevano essere le prove a carico con tutto ciò che già risultava, quello che lei ha detto, che ha evidenziato, a discarico dei 2 coniugi. E quindi si è data questa notizia, si è dato tutto per scontato per mesi e mesi, e io penso che la prima notizia, cioè che viene diciamo introitata, che viene sentita, è quella che resta, e quindi coloro i quali non si sono magari occupati della vicenda o non hanno approfondito questa vicenda ricorderanno soltanto probabilmente che tanto hanno confessato, la confessione che è stata diffusa, quindi certamente sono loro i colpevoli. E a me sembra che si sia ragionato in questi termini qua, cioè siccome è più raro, non inusuale, ma più raro che i giudici abbiano a disposizione una confessione, allora dice uno può anche fare questo tipo di considerazione, cosa che è stata fatta. Che poi è anche una considerazione diciamo da bar. Alla fine hanno confessato e quindi se la sono cercata. Noi abbiamo la confessione. Ora è vero che per colui il quale o coloro i quali commettono i reati difficilmente confessano i reati, e quindi non si è abituati ad avere delle persone che per una strage del genere insomma addirittura confessano candidamente di averla compiuta. Quindi quando si ottiene una confessione del genere, un inquirente pensa di essere oro. Dice come me la faccio scappare? Ho risolto questo caso in breve tempo, addirittura hanno confessato. Se poi la confessione non torna in una pluralità enorme di elementi, di dettagli, eccetera,
vediamo di farla tornare. Vediamo di farla tornare. E io penso che si sia ragionato un po' così, anche se era stato detto sin dall'inizio che la confessione era precisa, perfetta, coerente, sovrapponibile. In realtà così non noi stiamo ascoltando gli audio, sì, non è così. Assolutamente così non è. E allora si è partito da... ecco, questo è stato il punto di partenza, probabilmente il punto di partenza anche dei giudici. Tutto sommato io alla confessione, ed è il ragionamento che ha fatto anche la Corte di Cassazione. Cioè la Corte di Cassazione cos'è che dice, lavandosene un po' le mani? Dice: noi non è che dobbiamo andare a vedere, ed è tecnicamente è corretto quello che dice la Cassazione, qual è la tesi più logica, perché magari quella della difesa può essere anche più logica rispetto a quello dell'accusa. Noi dobbiamo vedere se quella tesi contenuta nella sentenza sia logica. Se stia in piedi. Dice, stia in piedi, quindi di suo. Tutto sommato dice regge, tutto sommato. Quindi questo per dire cosa? Per dire che se si dà per scontato che alla fine, se c'è la confessione, io mi accontento, e allora è inutile che stiamo qui a parlare di tutti quegli elementi che lei ha evidenziato, perché saranno superati, dice, da quell'atto che non sta in piedi, cioè questa confessione, alla quale, diciamo, ci si è attaccati, io parlo del giudicante, per dire vabbè, sono colpevoli. Ma la Cassazione dice anche di più, dice che in effetti sostanzialmente sono i dubbi e le aporie sul caso ci sono, soltanto che nell'insieme, ecco quello che dicevo prima, più o meno regge. Ovviamente diciamo, non è condivisibile un ragionamento del genere, perché c'è un principio, l'ha sottolineato prima lei, dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che già stride con questo tipo di motivazione. Non è un più o meno. Ma le dirò di più. Cioè trovare una sentenza definitiva, quindi quella della Cassazione che sostanzialmente ha rigettato i ricorsi, che ha una premessa del genere per un caso così conosciuto come la strage di Erba, Cosenferato, dove si dava per scontato tutto, anzi dove è stato detto da parte di molti che insomma non avremmo dovuto neanche difenderli, come vi permettete a difenderli a questi due, no? E se volete difenderli magari fatelo con garbo, senza pestare i piedi a nessuno, insomma, no? Quindi ecco, è veramente anomalo trovare una sentenza di Cassazione che chiude quindi la storia processuale, quella diciamo del merito, dei 3 gradi di giudizio, chiude con una premessa del genere, cioè dubbi da un lato, aporie, quindi che si addensano sul caso. Adesso, aporie non è un termine che usiamo al bar, no. Lei diceva prima al bar non lo usiamo, non però lo usiamo. Se è un termine che dice qualcosa di veramente grave, aporia significa una cosa dalla quale non si esce, un cortocircuito logico, cioè una cosa che rappresenta un problema aperto. Allora io posso chiudere una sentenza se c'è un'aporia, cioè un problema aperto? Altro che ragionevole dubbio, io perché ragionevole dubbio... No, se dovessimo seguire quelle che sono le nostre regole scritte, certamente non si può chiudere. Così non si può chiudere. Poi se vogliamo... No, perché io ho usato un termine preciso, io giudice di Cassazione. Io dico questa qua è pieno di aporie al plurale, non una, al plurale. No. Quindi aporia significa cortocircuito logico, cosa che non si spiega, che necessita quindi di essere spiegata, perché in un processo si fa apposta il processo per spiegare le cose. Se tu non me la spieghi non puoi chiudere il processo. Certo. O sbaglio? No, dovrebbe essere così. Se no entriamo in una illogicità totale. Dovrebbe essere così, ma purtroppo in questo caso il processo è stato, diciamo, fatto ed è stato valutato da parte dei giudici in questi termini qua, nel senso che c'è la confessione da un lato, e tutto sommato io, diciamo, gli altri elementi magari li prendo in considerazione, o meglio, non li prendo in considerazione, perché tanto io la confessione da lì non mi muovo. E quindi... Ecco, che poi quella confessione sia piena di errori, allora non conta neanche quello. No, gli errori non ricordo, che fanno presumere che uno sta confessando una cosa che non ha fatto, perché... Se so cosa ho fatto, lo dico. Dovrebbero contare, e come se è tanto pure, però ripeto, non c'è stata la voglia in questo caso, la forza probabilmente, perché c'era necessità anche di forza da parte dei giudici, di andare ad analizzare compiutamente, senza pregiudizi. No, adesso, anche questo concetto, no? Uno deve essere coraggioso, no? Si legge spesso.
hanno avuto il coraggio di. Però in realtà molte volte avere il coraggio di significa semplicemente fare il proprio mestiere, perché il giudice quello deve fare, non è che deve essere coraggioso, il giudice deve valutare i fatti, e quando i fatti sono delle aporie, cioè sono dei punti di domanda e non dei fatti accertati e spiegabili logicamente, il giudice dice: mi spiace, qui c'è un ragionevole dubbio, io non posso condannare. Quello dice la legge, non è che lo dico io, lo dice la legge e la Costituzione. L'approccio Quindi, dovrebbe diciamo, essere il giudice questo, non doveva essere coraggioso, il giudice doveva fare il giudice. Però purtroppo molto spesso accade questo, cioè nel nostro sistema accade questo, è più facile condannare, contrariamente a quanto si pensa, che l'opinione pubblica possa pensare che in Italia non viene condannato nessuno, che non si fanno i processi, che non c'è nessuno in galera. Assolutamente no. In Italia è facile essere condannati, è più difficile essere assolti una volta che la macchina giudiziaria si occupa di un determinato caso, di una determinata persona, e quindi diciamo quelli che sono gli elementi, soprattutto nei casi quelli mediatici, soprattutto se lei ecco, ricorda, è difficile ricordare un caso mediatico dove si è occupata, diciamo, di omicidio, dove la stampa, ne diciamo, parliamo tra un minuto, prego, avvocato, sì. Dopo la pubblicità. Non c'era una volta una Golf alimentata a metano, ma adesso ce ne sono due. C'è la nuova Golf TGI che con soli 3,50 € ti fa fare più di 100 km. E c'è anche la nuova Golf Variant TGI, la prima Golf Station Wagon a metano. E con progetto valore Volkswagen tu è da 169 € al mese, TAN 3,99, TAIG 5,65, anticipo 6.250 €. E dopo 3 anni puoi rifinanziarla o restituirla. Info su Volkswagen.it. Scopri nuova Golf TGI e nuova Golf Variant TGI, il metano secondo Volkswagen. Opel Mokka, il meglio dell'ingegneria tedesca. SUV, compatto e unico. 2 volte SUV 4x4 dell'anno in Germania. Opel Mokka 2015. Completo di tutto, ancora a 16.900 €. Oppure oggi tasso zero, TAIG 220, anche sabato. X è una potenza. X è un fattore che ti rende unico. X è il segno di una scelta. X è mistero, X è trasgressione, X è sexy. X è un momento che non può aspettare. Fiat 500X è arrivata. Più grande, più potente e sempre pronta all'azione. Scopri il crossover Fiat disegnato, progettato e costruito in Italia. Vieni a provarlo anche sabato e domenica in tutte le concessionarie Fiat. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Avvocato Schembri, stava dicendo prima, lei si ricorda un caso? Lei si ricorda, ecco, le faccio questa domanda retorica, però un caso mediatico di omicidio davanti alla Corte d'Assise seguito dai media in maniera massiccia, così come la strage di Erba, che è finito con un'assoluzione? Mi dica, cioè a sua memoria, si ricorda qualcosa? L'omicidio di Meredith Kercher in secondo grado finisce con una assoluzione. Però poi la Cassazione ha annullato. Pensi un po', addirittura Stasi aveva avuto 2 assoluzioni e quindi tantissimi giudici che avevano detto sostanzialmente che era innocente, quindi no. Eppure la Cassazione in questo caso sì che ha annullato, quindi entrando nel fatto, non potrebbe farlo, e poi hanno condannato anche lui. Quindi, cioè... Lì l'avevamo notato. Allora, la Cassazione in quel caso entra nel fatto, nel merito. Sì. Nel caso di Erba fa il ragionamento esattamente opposto, che forse è più conforme al lavoro che deve fare la Cassazione. E certo, perché, però, vede, scusi se la interrompo, prego. Altrimenti poi non ricordo quello che volevo dire. Cioè, vede, ecco, lì non vuole entrare nel fatto ad Erba, perché a Erba per la strage di Erba. Perché se entri nel fatto non ne esci più. Non te ne esci più e quindi la soluzione diventa unica. Quindi dice: io non posso entrare nel fatto per quanto riguarda la strage di Erba, eppure per quanto riguarda invece una sentenza di assoluzione decide di entrare sul fatto e dire che il fatto così come era stato giudicato non va bene. Ecco, quindi per questo, per tirare le somme del nostro ragionamento, per dire cosa? Per dire quello che abbiamo detto, che ho detto poc'anzi prima dell'interruzione, cioè in Italia quando un processo è mediatico, quando è seguito in maniera diffusa, ci vuole anzitutto il colpevole e ci vuole anche sostanzialmente la giustizia non vuole fare una brutta figura, gli inquirenti non vogliono fare una brutta figura e quindi cioè, ci sta che si protenga e si penda per una condanna. Questa cosa mi fa venire in mente due paragoni, uno del quale non siamo testimoni storici, il Medioevo,
la gogna, diciamo così, da una parte, perché serve per ammonimento, diciamo, no? Più che certificare come sono andati i fatti e le responsabilità oggettive, devo mostrare al popolo che questa roba qua funziona, la macchina della giustizia. Dall'altra parte mi viene in mente un po' l'Iran di Khomeini, no? Ma vede, certe volte la battaglia, la dialettica processuale è aspra, dura, e così deve essere per far emergere eventualmente la verità. Per quanto riguarda il nostro caso, la mia esperienza personale, per esempio nel processo di primo grado a Como c'è stata una dialettica processuale, ma non quella che deve essere la dialettica processuale. Certamente, le dicevo, siamo stati attaccati lì, insomma, perché dai locali, ma siamo stati attaccati naturalmente da uomini in toga che dovevano sapere perfettamente che il diritto di difesa c'è, che l'avvocato deve difendere gli assistiti e le deve difendere al meglio. Eppure questa cosa dava fastidio, non si riusciva a comprendere per quale motivo noi dovessimo difendere queste due persone. Anche qui per dire cosa, che le regole ci sono, però in alcuni casi queste regole purtroppo non vengono rispettate. Cioè, noi siamo dovuti uscire da Como e quindi arrivare in appello per rivedere, rincontrare quello che è la normalità, cioè che quantomeno la dialettica processuale c'è, cioè che un avvocato ha diritto di parola, quantomeno. Ecco. Quindi ci sono dei casi che sono quelli magari più eclatanti, più evidenti, più vistosi, dove certe volte si perde la bussola della ragione e delle regole e quindi le regole certe volte vengono forzate. Io voglio dire che la forzatura molto spesso avviene diciamo anche per troppo amore di giustizia. Quindi sostanzialmente una persona si ritiene o si vuole ritenere che quello è il colpevole, quello colpevole deve essere assicurato alla giustizia, si ritiene di avere ragione. Anche nei regimi totalitari c'è tanto amore per la giustizia, perché io ritengo dittatore o rappresentante del dittatore di avere la giustizia, diciamo, di avere chiaro cos'è la giustizia, e per tanto amore di giustizia metto in atto una serie di comportamenti che però non sono né democratici né di garanzia per i cittadini. Certo, purtroppo è quello che succede anche nei regimi democratici con alcuni casi. Allora, cos'è che quando si dice il giudice le diceva deve avere coraggio? Un operatore del diritto sa perfettamente che spesso, e non tutti, io parlo degli avvocati come del resto dei giudici, non tutti hanno quel necessario coraggio in alcuni casi di essere terzi ed imparziali, soprattutto quando vi è una pressione dell'organo inquirente, una pressione dell'organo. Cioè il coraggio di fare il proprio mestiere, diciamo. Il coraggio di fare, e non è facile, si pensa che sia facile, ma non è facile per nessuna categoria professionale, ritengo, avere quel coraggio di andare al di là di quelle che sono le opinioni comuni, non solo dell'opinione pubblica, ma anche degli stessi colleghi. Ecco, quindi naturalmente il collega... Certo, perché poi tu vivi in quell'ambiente, sei giudicato dai componenti di quell'ambiente, hai dei vicini, hai una carriera. Ecco, può prendere anche un altro caso, il caso Tortora. Cioè, i giudici che hanno assolto in appello Tortora non mi sembra che abbiano fatto molta carriera. Invece sostenne l'accusa in primo grado. Chi sostenne l'accusa in realtà sì, quindi diciamo è il nostro sistema che dovrebbe essere rivisto. Alla fine, quando si dice è molto più facile condannare, perché in quel modo se condanna nemici non se ne crea. Ecco, e si parte da questo presupposto. Indubio pro reo. No, sì, dovrebbe essere così. Ecco perché parlo di coraggio, perché tutti quanti noi magari temiamo, non vogliamo avere nemici, cioè vogliamo avere diciamo il sostegno della pubblica opinione, il sostegno della maggioranza, e l'uomo è fatto così, le nostre debolezze sono queste. Certamente quando sono diciamo queste debolezze trasferite nell'ambito giudiziario, chiaramente si possono fare dei danni atroci. Se questa debolezza ce l'ha un tramviere, poco male, diciamo così. Se ce l'ha un giudice, tanto male. Certo, e allora ecco, la sentinella della legalità e quindi del processo, della giustizia, naturalmente diciamo una sentinella non sono soltanto gli avvocati, ma soprattutto l'informazione. È l'informazione che poi crea
insieme alla giustizia certe volte dei mostri giuridici quali sono le sentenze, perché anche l'informazione non si informa sufficientemente, così come a Erba piuttosto che in altri casi, ed allora quando anche la stessa pubblica opinione spinge verso la direzione della pubblica accusa, degli inquirenti, quasi sempre, mette ancora maggiormente in difficoltà l'organo che deve giudicare. E ci sono dei casi quando vengono, pronunciate quelle sentenze di assoluzione, dove la gente si duole della persona o delle persone che sono state assolte, piuttosto che c'è stata la prescrizione, dove addirittura il povero membro della Corte, no, decide di indire la conferenza stampa per spiegare i motivi dell'assoluzione, per non essere messo alla gogna. Certo. E quindi un problema indubbiamente c'è nel nostro sistema. Cioè noi digeriamo molto meglio, l'informazione digerisce molto meglio, l'informazione sostiene sostanzialmente quella che è l'accusa, no? Anche parlando della sentenza di assoluzione, che interesse mediatico c'è per un'assoluzione? Nullo. E quindi anche questo contribuisce a rendere distorta certe volte la giustizia, perché non è concepibile che un giudice debba giustificarsi davanti alla pubblica opinione sol perché ha emesso una sentenza di assoluzione. Io mi ricordo probabilmente Marghera o altro, dove si è dovuti, o meglio, il giudice, il presidente ha dovuto spiegare i motivi pubblicamente del perché aveva ritenuto di dover assolvere. Quindi doveva giustificarsi per quel tipo di provvedimento davanti all'Italia intera. E questo non è facile, ecco perché molto spesso il coraggio è fondamentale, perché probabilmente quel giudice che ha emesso quel provvedimento ha avuto il coraggio di emetterlo, di prendersi le sue responsabilità e di andare a spiegare all'Italia intera perché aveva emesso una sentenza di assoluzione. E allora, plasmando questi che sono gli elementi sostanzialmente che vanno a giocare su un processo, certe volte la pressione mediatica e la non corretta informazione, perché non dimentichiamoci che per quanto riguarda Erba l'informazione non è stata corretta, no? Addirittura è stata totalmente assente, carente nei primi 7-8 mesi. Ed è questa una cosa detta da un avvocato, ma detta soprattutto da un cittadino che ha del clamoroso. Cioè vi era un fascicolo processuale che tutti quanti avrebbero potuto consultare e nessuno l'ha fatto. Ci si è fidati di quella che era, il verbo dell'accusa. E quindi anche questo, cioè bilanciare quelli che possono essere gli opposti interessi, cioè c'è una persona che potrebbe essere colpevole, ma che potrebbe essere innocente. La nostra Costituzione dice che uno è innocente fino a una sentenza definitiva, eppure viene messo subito alla gogna, subito colpevolizzato, cioè già il colpevole viene creato prima che il processo venga fatto, così come è capitato a Rosolindi, i mostri di Erba. Cioè loro erano i mostri di Erba prima dell'udienza preliminare, subito dopo l'arresto erano già i mostri, cioè non c'era nulla da dire su di loro, nulla ha detto l'opinione pubblica. Quindi, se non evidenziare quelli che erano gli aspetti sfavorevoli, quelli evidenziati dall'accusa, evidenziare quelli che potevano essere, creare anche quell'immagine negativa dei due che naturalmente in corte d'assise va a incidere grandemente sul giudizio della giuria, chiaramente dei giudici popolari. E che poi si sedimenta nell'opinione pubblica. E che poi si sedimenta nell'opinione pubblica, quello è la prima fotografia, cioè quella che si ha di due persone, di una persona, è quella che si conserva poi nel resto dei mesi, è quella che si sedimenta, come diceva lei, e resta la fotografia, quella lì. Poi possono essere fatte vedere altre fotografie che sono completamente diverse, difformi rispetto alla prima, però una volta che l'opinione pubblica ha conosciuto quella fotografia, ricorderà sempre quella fotografia, difficilmente verrà sostituita. Questa discussione, avvocato Schembri, credo sarebbe estremamente interessante farla con tanti altri interlocutori, quelli che agiscono poi nella politica ai vari livelli anche istituzionali, perché sennò continuiamo a girare in loop, direbbero gli inglesi, cioè a circolo vizioso costantemente intorno alle stesse cose, perché
altrimenti diciamo... Vede, io voglio fare un altro esempio, cioè, perché poi quando vi è il caso clamoroso, diciamo, la bilancia deve necessariamente perdere nei confronti di colui il quale subisce un processo, che non dimentichiamoci che all'inizio è pur sempre un indagato ed è un presunto innocente. Si parla tanto di prescrizione, no? E allora dice allunghiamo i tempi della prescrizione come se fosse il viatico, perché ci sono gli avvocati che perdono tempo, c'è l'imputato che perdono tempo, eccetera, eccetera. Però non dimentichiamoci una cosa, che oggi la prescrizione, cioè, è abbastanza lunga. Cioè il reato, diciamo, più stupido si prescrive in 7 anni e mezzo. Ora, vi sembra che 7 anni e mezzo siano pochi? No, non direi. E allora, se la macchina giudiziaria funzionasse così come deve funzionare, no? Allora si potrebbe con tutta tranquillità in 7 anni e mezzo, per il reato più stupido, poi può essere di 10 anni, di 15, eccetera, 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 la prescrizione, arrivare a delle sentenze definitive, se funzionasse. Ed allora, cioè, per quale motivo, quando vi sono delle situazioni di emergenza, andare sempre a stuzzicare il legislatore, perché si stuzzica il legislatore, per dare, diciamo, delle risposte populiste, sostanzialmente, che ricadono poi sull'indagato imputato, cittadino, perché non è che uno si trasforma, l'indagato diventa, perde la cittadinanza italiana, cioè è cittadino. Ed allora, io voglio fare un esempio, voglio dire, paradossale. Cioè, già i processi durano tanto, già adesso, ma se venisse allungata anche il termine di prescrizione, durerebbero molto di più, perché i giudici avrebbero tutto il tempo, cioè dice, vabbè, lo chiamiamo fra 3 anni, fra 4 anni, fra 2 anni, fra 5 anni, perché tanto non si prescrive. E allora un cittadino rischierebbe di stare sotto processo per 15, 20 anni, 25. Insomma, uno si deve rendere conto che cosa significa, al di là di quelle che sono le spese legali, cioè queste cose potrebbero solo fare felici gli avvocati probabilmente, no? Però un cittadino che subisce un processo di una certa entità, cioè subisce già una pena. E stare a 20 anni, cioè senza poter programmare quale sarà la sua vita futura, significa aver perso una vita e nessuno te la restituisce. E allora, cioè, anche queste cose devono essere prese in considerazione. Io ho seguito un processo dove poi l'imputato è stato assolto, ma un processo che è durato, però prima era stato arrestato, che solo il primo grado è durato 10 anni. E adesso hanno fatto l'appello, no? Quindi questo povero imputato è stato già 10 anni con una spada di Damocle di sopra e adesso ne dovrà stare magari per altri 10, perché poi ci sarà l'appello, il ricorso in Cassazione, non sapendo come questa vicenda si concluderà. Ecco. Poi oltretutto un imputato che probabilmente farà prima a morire che vedere la fine della sua storia processuale. Quindi ecco, per tornare al discorso all'origine, cioè però qua mi verrebbe da aprire una parentesi, però, avvocato Schembri, perché questa cosa che lei ha illustrato in maniera così efficace non è indicativa di un male recente. Di questo male qui si continua a lamentare, diciamo, ci si continua a lamentare da decenni. Allora, in base alla sua esperienza concreta, voglio dire, non è cambiato nulla. Cioè, noi abbiamo assistito a successive annunci e ondate di annunci riformistici, la riforma della giustizia fatta da questo, fatta da quell'altro, annunciata da quell'altro ancora, di tutti i colori possibili. Nessuna la riforma e nessuno la tocca alla fine, questa giustizia. Di fatto nulla, da 20 anni la volevano fare tutti la riforma, da destra, sinistra, da Berlusconi, ma nessuno l'ha fatta. E quindi ogni tanto, ripeto, si parla, però allunghiamo la prescrizione e si vende che quella è la via d'uscita. No, la via d'uscita è molto semplice, che non deve ricadere su nessuno, men che meno sull'imputato, sull'indagato, che può essere tenuto in questo modo 15-20 anni sotto processo, sotto scacco. Pensi un po', per esempio, un politico che viene indagato, dice adesso, siccome hanno allungato la prescrizione, per esempio, faccio riferimento ai politici perché sono quelli e il legislatore pubblicamente esposti, dice, ma adesso che abbiamo allungato la prescrizione, il processo, il primo grado glielo facciamo dopo 4 anni, poi eventualmente se dovesse essere assolto gli facciamo l'appello che glielo fissiamo 5 anni dopo, e poi la Cassazione magari ne facciamo passare altre 6, tanto la prescrizione è lunghissima. Cioè, questo il politico smetterebbe in questo modo di fare politica, cioè
Ecco, se dovesse, non è detto che accada, e naturalmente non voglio dire che ci sia malafede, ma se il sistema dovesse essere questo, no? Magari un singolo soggetto potrebbe tenere con tutta tranquillità sotto scacco una persona, che può essere un politico, che può essere un lavoratore dipendente, un operaio e quant'altro. Cioè, naturalmente poi i casi che sono alla ribalta sono quelli degli uomini, certe volte i politici, coloro i quali professionisti, degli uomini potenti, ma poi non se ne parla mai di chi invece non ha magari i soldi per pagarsi l'avvocato e che deve fare i conti per arrivare ogni giorno, giorno dopo giorno, alla cena, no? Tra l'altro, qui torniamo alla vicenda di Erba. I soldi, chi non ha i soldi per pagarsi l'avvocato, in quella condizione reale o anche soltanto mentale, ma di fatto erano anche Olindo Romano e Rosa Batti, che a un certo punto dicono: i 500 euro per pagare l'avvocato non ce li abbiamo. E quindi gli capita l'avvocato d'ufficio che nel caso specifico è come dire il nulla, oggettivamente, perché da quello che emerge dai documenti che abbiamo ascoltato, in quel caso l'avvocato non ci fu, punto e basta. Quindi diciamo, non è un caso così astratto. Non è un caso così astratto, perché vede, nessuno si è occupato poi seriamente, si vuole occupare perché vi sono delle resistenze forti della riforma della giustizia. Però c'è stato il discorso di Torino per quanto riguarda la prescrizione, che quei reati sono prescritti, dice allora allunghiamo la prescrizione come se fosse un viatico, ma non è, cioè vuol dire, perché deve ricadere sull'indagato? Cioè una stortura della giustizia, che non è certamente il discorso della prescrizione. Cioè 7 anni e mezzo sono tanti. Per esempio negli Stati Uniti il processo lo fanno immediatamente e quindi non c'è neanche il discorso della prescrizione, perché la giustizia va meglio rispetto in Italia. Noi purtroppo invece non riusciamo, visto il carico di lavoro, a rispettare determinati tempi. Ed allora, cioè, bisognerebbe velocizzarla eventualmente, si deve parlare eventualmente di questo, velocizzare la giustizia per quanto è possibile velocizzarla, ma non allungare i tempi a dismisura tramite una prescrizione molto più lunga che terrebbe sotto scacco il cittadino, potente e non potente. Naturalmente sarebbe, diciamo, una mazzata, un male grandissimo, soprattutto per il cittadino che non può permettersi una difesa, perché insomma stare per 10, 15 anni, 20 anni sotto processo oltretutto costa tanto. Ecco. E per chi, diciamo, si vuole procurare una difesa dignitosa, ecco, non dico dignitosa, quantomeno dignitosa, provare a difendersi. E allora qui questo poi alla fine, cioè, da un lato, è un discorso di classe, non per usare terminologie diciamo è un discorso ideologiche, purtroppo però... E poi diventa anche un discorso di classe. Quindi vuol dire, da un lato noi ci vogliamo riempire la bocca pensando e pronunciando, diciamo, sempre la parola garantismo. Ma in realtà questo garantismo nelle aule di giustizia, nei procedimenti, se ne vede ben poco. Eppure la gente pensa che in Italia non vada nessuno in galera, che i processi non si facciano, che allora quelle 63.000 persone che sono detenute, diciamo, chi sono? No? Chi sono? E parlo di le carceri straboccano. Quindi voglio dire, tanta parte è in attesa di giudizio. Molto spesso è l'informazione distorta, tanti in attesa di giudizio, che stanno in carcere in attesa di giudizio, o che stanno in carcere senza avere una sentenza ancora definitiva, cioè, e che poi magari verranno assolti, eppure hanno fatto 1, 2, 3, 4 anni di galera. Eppure si parla sempre di che cosa? Del fatto che nessuno va in galera. In realtà la gente ci va, addirittura certe volte ci va e non è neanche colpevole. Quindi sono in crescita anche i risarcimenti per ingiusta detenzione, anche se poi non vengono pagati perché i fondi per quel capitolo non si trovano, no? Un'altra delle contraddizioni nella contraddizione. Poi invece il problema per alcuni è quello, qual è? La prescrizione è troppo breve, perché consentirebbe in questo modo di allungare i tempi, cioè l'imputato o l'avvocato tenderebbe a allungare i tempi, perché poi naturalmente si scarica tutto sull'avvocato, cioè, che poi questo è un problema che potrebbe essere rimosso, cioè se la giustizia fosse efficiente, se si riuscissero a rispettare i tempi del processo, perché ripeto e lo voglio sottolineare, 7 anni e mezzo, 8 anni, 10 anni sono una vita,
Cioè, come si fa a 8 anni a non finire un processo? E questo è il punto interrogativo. Il problema è questo: se non riusciamo a 8 anni a finire un processo, dice, ma da quando scopriamo il fatto quindi già inizia a decorrere la prescrizione già da allora. Ho capito, ma se si hanno 3 anni, già 4 anni, 5 anni per fare un processo, mi sembra che è un tempo più che sufficiente, insomma. Direi anche mettendosi appunto nei panni di un imputato, di un sospettato. Soprattutto perché poi quelli sono i panni che insomma devono essere in un certo senso immaginati, perché gli imputati, gli indagati, i sospettati sono tutti cittadini, cioè ci sono anche gli stranieri, ma qualsiasi cittadino italiano si può ritrovare in quella veste. Però nel caso del processo per la strage di Erba lì si è andati molto speditamente. Sì, lì molto speditamente, perché c'erano i termini di custodia cautelare da rispettare. Ecco, vede, quando si vuole andare speditamente, si va speditamente e la giustizia proprio è perfetta. Pensi un po', ma noi adesso prendiamo il caso eclatante, cioè Berlusconi addirittura nel giro di un mese gli hanno fissato la Cassazione, no? Quindi se si vuole far funzionare la macchina della giustizia, funziona celermente. E allora per quale motivo dobbiamo parlare di prescrizione? Quando la si vuole evitare la prescrizione, la si evita. Quindi, se la giustizia è uguale per tutti e se si ha l'attenzione che giustamente, ingiustamente si è avuta nei confronti di un caso eclatante, clamoroso, allora alla prescrizione si può ovviare, così come si è ovviato in modo celere, rapido, con il caso Berlusconi, insomma. Quindi è un falso problema il discorso della prescrizione, allunghiamo, perché andrebbe a ricadere sugli indagati, sugli imputati, e quindi insomma, e agevolerebbe, diciamo, gli operatori della giustizia, naturalmente agevolerebbe gli avvocati probabilmente, e agevolerebbe gli stessi, diciamo, magistrati, perché avrebbero maggior tempo a disposizione, insomma, no? E quindi il problema è, io penso che un paese civile, democratico, garantista deve dare delle risposte al cittadino e non agli operatori della giustizia, soprattutto al cittadino, e quindi quella non è una risposta, una saggia risposta a un cittadino che si vedrebbe poi sotto scacco per 20 anni per un fatto che gli viene contestato, insomma. Chiaro. Avvocato, abbiamo pochi minuti, alle 11:30, 3 minuti, per cui credo che sarà opportuno fissare una prossima occasione per tornare agli atti della vicenda processuale di Erba, perché io vorrei proprio finire di proporre, anzi finire si fa per dire, perché abbiamo ancora abbastanza materiale audio in questo caso, quello di cui possiamo rendere partecipi gli ascoltatori qui in radio, da mandare in onda. Dico solo sommariamente che eravamo arrivati al 3° giorno di detenzione dopo l'arresto di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Quindi, riassumendo velocemente, il primo giorno, quando vengono arrestati, protestano la loro innocenza e fanno ciascuno dei due separatamente, ovviamente, un racconto totalmente coincidente su quello che hanno fatto la sera della strage. I magistrati gli chiedono cosa avete fatto quella sera là della strage di Erba, e sia lui che lei, sia Olindo Romano che Rosa Bazzi, raccontano esattamente cosa hanno fatto. E indicano anche gli stessi negozi dove si erano fermati a guardare degli oggetti. Pensi un po'. Totale coincidenza. Sì. Passano 2 giorni, sono in isolamento, non si vedono. Olindo viene raggiunto dai carabinieri, che gli faranno in sostanza, in sintesi, il famoso discorso: se parli però sconto di pena, tua moglie esce di qui e bene o male, quindi limiti il danno, no? Sì. Questo è il concetto fondamentale che lui apprende il 3° giorno di isolamento in carcere. Tantché gli nasce il dubbio. Siccome mi hanno detto i magistrati per 2 giorni che io non esco più, mia moglie non esce più, che il processo è finito qui, che le carte ce le abbiamo già tutte, che voi vi separiamo e non vi vedete più, questo è il messaggio, allora a questo punto c'ho una via d'uscita. Sembrerà assurdo, pazzesco, incredibile a noi, diciamo teoricamente, ma ha una sua logica questo percorso nel corso dei 3 giorni, perché lui intravede l'unica possibilità di uscire da lì con qualcosa di buono, non con il bene assoluto, ma con qualcosa di buono, il male minore, lo dice lui, il male minore. Il male minore è cominciare a raccontare. Però, a differenza del racconto fatto il primo giorno protestando la propria innocenza, sia lui che lei coincidono nelle cose che dicono, da lì in avanti si inscena una cosa che la Corte di Cassazione chiamerebbe un'aporia, cioè una cosa che non sta in piedi, perché le confessioni, le abbiamo già sentite in buona parte, continueremo a sentirle, a quel punto lì non solo divergono fra la versione fornita da Rosa Bazzi rispetto a quella fornita dal marito, ma divergono anche rispetto alla realtà oggettiva riscontrata dagli inquirenti all'interno di ciascuna delle 2 confessioni, cioè
non solo sono diverse fra loro, ma anche ciascuno di loro due dirà cose che non stanno in piedi. Quindi doppia aporia. Sì, doppia aporia. Doppia aporia, perché ciascuno preso individualmente racconta cose che non stanno né in cielo né in terra. Sì. Confrontati tra di loro, peggio che peggio. È clamoroso, sì. E noi continueremo a seguirlo. Peraltro adesso c'è la pubblicità e dopo invece apriamo l'altro capitolo, quello dove cercheremo di capire qualcosa di più sulla questione del DNA. Sì. Anche peraltro, poi lo faremo magari dopo questo passaggio, perché ci sono punti di contatto fra la vicenda della strage di Erba e questo caso Bossetti di cui parliamo tra poco. È stato bello finché è durato. Ora però ti rottamo. Se ami la tua pelle, rottama il tuo vecchio fondotinta. Portalo in farmacia. Subito per te il 20% di sconto su un nuovo fondotinta Vichy. Sconto minimo consigliato sul prezzo praticato da rivenditore. Valido dal 15 gennaio al 15 aprile 2015. Farmacie aderenti su vichy.it. Quante volte ti hanno detto che segui le mode? Quante volte ti hanno detto che assomigli a quell'attore? O che porti i capelli come quel cantante? Scegli di essere unico. Opel Mokka, il meglio dell'ingegneria tedesca. SUV, compatto e unico. 2 volte SUV 4x4 dell'anno in Germania. Opel Mokka 2015. Completo di tutto ancora a 16.900 euro. Oppure oggi tasso zero, TAEG 220, anche sabato. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Nella casa del futuro, l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Busto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Pentadent sostiene la prevenzione. Questo mese il check-up completo non ti costa nulla. Vieni a trovarci. Visita, eventuale panoramica e piano di cure sono eseguiti con la massima professionalità e se la tua bocca lo necessita, potrai effettuare anche una visita specialistica con un nostro ortodontista e implantologo. Scarica subito il coupon prevenzione dal sito pentadent.it o chiama all'800 700 860 800 700 860. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Bene, torniamo allora in onda. Dovremmo essere in collegamento, mi dice la regia, con il dottor Marzio Capra, che fa parte. Sei pronto, dottor Capra? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, dicevo, Marzio Capra fa parte del laboratorio di genetica forense presso l'Università di Studi di Milano, ma ha avuto anche un'esperienza presso il RIS dei Carabinieri molto importante. Intanto, buongiorno e grazie, dottor Capra. Ci mancherebbe, buondì. Senta, posso chiederle se potete alzare un po' il volume, perché purtroppo sono in macchina in questo momento e non vi sento granché. Vediamo di fare il possibile, chiedo alla regia di fare il possibile e evito altri commenti. Ma andiamo al dunque, dottor Capra, se adesso mi sente meglio? Sì, adesso la sento meglio. Benissimo, allora, partiamo dunque dalla notizia di cronaca, ma per capire da un punto di vista generale e strutturale, direi, alcune questioni, perché altrimenti credo che l'opinione pubblica faccia fatica a orientarsi. Quando si parla di DNA, quando si parla di DNA mitocondriale, DNA cellulare, eccetera, eccetera. Io cerco di riassumere, dottor Capra, quello che abbiamo appreso e poi lascio a lei di chiarirci le idee da un punto di vista della sostanza di questo discorso. Allora, partiamo dal caso di Massimo Giuseppe Bossetti, arrestato perché ritenuto l'autore dell'omicidio di Yara Gambirasio. Viene trovata una traccia che è reputata una traccia fondamentale, diciamo, per l'attribuzione della responsabilità o quantomeno della presenza del soggetto indagato e poi arrestato sulla scena del delitto. Viene trovata una traccia sul corpo della vittima ed è la traccia più importante, diciamo così, no? Bene, cosa succede? Succede che, analizzando ulteriormente questa traccia, viene fuori che
il DNA mitocondriale, poi ci spiegherà lei, dottor Capra, che cos'è, dell'indagato e arrestato Bossetti non coincide con quello di Ignoto 1, cioè della persona che gli inquirenti avevano identificato come quella che avrebbe ucciso e abbandonato poi Yara nel campo in cui è stata poi ritrovata. Viene fuori un'altra cosa, che l'esame su quella traccia lì non sarebbe più ripetibile perché la traccia più caratteristica di quel DNA non c'è più, è terminata, è finita. Questo viene fuori da una relazione commissionata dalla procura, cioè dagli inquirenti. La relazione è stata commissionata a un esperto di genetica forense, il quale ha ricevuto dal pubblico ministero l'incarico di analizzare capelli e peli trovati sul corpo della vittima. Sugli slip era stata trovata invece la traccia di cui parlavamo prima, quella più significativa, nella quale il DNA della vittima, cioè di Yara Gambirasio, si trova unito, misto a quello dell'assassino, che era ribattezzato Ignoto 1 e verrà identificato con Massimo Giuseppe Bossetti. Cosa succede? Succede che la traccia viene definita abbondante dal punto di vista del DNA cellulare, che è altra cosa rispetto a quello mitocondriale, poi dottor Capra ci dirà lei. Però succede che, ed è questa la notizia di questi giorni, dal punto di vista del DNA mitocondriale le cose non tornano, perché all'interno di questa traccia mista e nella traccia lasciata da quello che è Ignoto 1, cioè secondo gli inquirenti Bossetti, c'è una parte di DNA che non è la sua, che non può aver lasciato lui, che non ha niente a che fare con lui. La questione era già, emersa perché non si era riusciti a capire se la traccia fosse sangue, saliva, sperma, cioè non si riusciva ad identificarla perfettamente fin dall'inizio. Però da un punto di vista scientifico la cosa sembrerebbe inspiegabile e ne discendono alcuni dubbi, quindi anche su quella traccia genetica raccolta sul corpo di Yara. La partenza dell'analisi della consulente della procura era quella di analizzare appunto peli e capelli per vedere se ci fosse una traccia dello stesso Bossetti, cioè di Ignoto 1. Ebbene, il profilo del campione mitocondriale di Ignoto 1 è stato reso disponibile dal RIS di Parma, dai carabinieri, e a loro volta i carabinieri lo avevano ricavato da una relazione firmata da un altro consulente genetista, il dottor Giardina. Al DNA di Yara invece si risale tramite un campione osseo. Cosa fa l'esperto? Cioè in sostanza paragona, mette a confronto il DNA ricavato da un campione osseo di Yara con i peli trovati sul corpo di Yara e con il materiale relativo a Ignoto 1, cioè a Bossetti, e qui emergono una serie di anomalie. La prima è, la faccio un po' lunga, dottor Capra, però poi lei ci spiegherà tutto, no? Così capiamo bene. La prima anomalia è che il confronto fra questi profili genetici, consente di realizzare immediatamente di essere in presenza di un unico profilo mitocondriale, scrive il consulente della procura nella sua relazione. E certamente però questo profilo è attribuibile alla vittima e non al soggetto definito Ignoto 1, cioè a Bossetti. Questo vuol dire che in sostanza il DNA non è stato confrontato con quello della persona sospettata, ma con quello della vittima, no? C'è una prima anomalia. Ma c'è un'altra anomalia, perché la traccia abbondante, quella principale che ha portato il Bossetti in carcere, per capirci, si riduce, non sembra ridursi, perché pare essersi realizzata, scrive il genetista, un'inversione delle proporzioni dei campioni misti dei DNA della vittima e di Ignoto 1. In sostanza, si era sempre attribuita la parte maggioritaria della traccia all'indagato Bossetti, mentre ora si viene a scoprire che la traccia mista in realtà è preponderante quella della vittima, no? Se non ho capito male. E la traccia mitocondriale, il DNA mitocondriale del campione non può essere attribuito a Bossetti, cioè non può essere attribuito all'indagato numero 1. Si è sempre detto poi che l'esame sulla traccia trovata sugli slip era ripetibile, par di capire che invece non lo sia più, non si può più rifare davanti alle parti, cioè davanti agli avvocati difensori, per esempio, dell'indagato. Quindi a questo punto, lo esclude, se non sbaglio, il consulente, il dottor Previdere, esclude assolutamente che si possa rifare in incidente probatorio un esame di questo genere. Sarebbe una garanzia minima, per l'indagato, per colui che è in carcere da giugno. I consulenti nominati dalla Procura di Bergamo tentano di caratterizzare questa parte minoritaria di questa traccia mista e viene fuori quanto ho cercato di riassumere. C'è un'ultima questione di cui parlano i giornali. Sempre da questa relazione commissionata dalla Procura
Intanto si scopre che capelli e peli di Bossetti sul corpo della vittima non ce ne sono. Vengono trovate però altre tracce. Mi pare di aver capito che ci sono tracce di più persone, più profili genetici diversi, ma in particolare i giornali parlano di 2 capelli che appartengono a una stessa persona di cui non si fornisce il nome. Però non ci sono tracce dei familiari della vittima di Yara, cioè il papà, la mamma e il fratello, che magari potevano essere, era diciamo ipotizzabile che si potessero trovare se c'è una comunanza di vita insieme. Ti do un bacio, ti stringo la mano, ti abbraccio, lascio una traccia su di te. E no, ci sono tracce di altre persone e in particolare di 2 capelli di una persona di cui non si fornisce il nome. Dottor Capra, io l'ho fatta un po' lunga perché ho cercato di mettere insieme da profano quello che ho letto sui giornali e che abbiamo saputo. Però il punto è, vedo anche, e così concludo il quadro e lascio a lei la parola, vedo anche che c'è un'argomentazione, oggi il professor Boncinelli sul Corriere della Sera, ma anche mi pare la procura dice, ho capito, c'è una parte del DNA su quella traccia fondamentale che noi abbiamo trovato e che ci ha condotto a mettere in carcere Bossetti, c'è una parte del DNA che non è sua. Mi passi il paragone e poi mi dica se è giusto. È come se io, diciamo, autore di un delitto, perdessi del sangue, il mio sangue rimane sulla vittima, però poi, analizzando quella traccia, scoprono che c'è anche una parte di DNA dell'avvocato Schembri che è qui vicino a me che non c'entra nulla e che non c'entra nulla con me, autore del delitto ipotetico, diciamo così. Ecco, però gli inquirenti e il professor Boncinelli, oggi sul Corriere, cito lui per tutti, dicono: ho capito, c'è il profilo dell'avvocato Schembri che non c'entra nulla dentro quella traccia fondamentale, però continua a permanere il DNA cellulare del signor Cainarca, è lui l'autore del delitto che noi sospettiamo essere tale. Quindi ho capito che c'è Schembri, però quello lì rimane il sospettato. Dottor Capra, mettiamo ordine in questa cosa qua, se ci riusciamo. Primeramente appunto voglio dire che a me sono stati chiesti appunto dei commenti su delle relazioni tecniche che mi sono state rese disponibili e mi hanno chiesto alcune spiegazioni dal punto di vista tecnico, perché c'erano molti termini che sfuggono a persone che non sono addette diciamo al mestiere, per cui le mie osservazioni si basano sulle relazioni che mi hanno fatto vedere e mi hanno chiesto appunto di commentare. Innanzitutto vorrei fare una premessa in generale per quanto riguarda gli accertamenti ripetibili o meno. Ora, da quello che ho avuto modo di vedere e di leggere, il consulente della procura dice che non esiste più l'estratto di quella traccia famosa che aveva dato un profilo genetico così chiaro. E questo è un dato che evidentemente il collega avrà recuperato da chi ha effettuato questa analisi, chiedendo se c'era ancora dell'estratto residuo. Però a termini proprio di logica, questo accertamento qui sarebbe stato in ogni caso di tipo irripetibile, perché la traccia non esisteva più. Cioè noi consideriamo un accertamento ripetibile quando vediamo una traccia, la riusciamo a identificare, ne preleviamo una porzione e in quel caso, in condizioni particolarmente fortunate, possiamo dire abbiamo fatto un accertamento di tipo ripetibile, cioè abbiamo analizzato mezza traccia e abbiamo lasciato l'altra metà a disposizione per eventuali approfondimenti. Tuttavia quello che noi stiamo facendo è una deduzione, è un dato che partiamo dal presupposto che quella traccia che noi vediamo, che identifichiamo sopra un reperto, sia una traccia omogenea. In realtà, non avendola ancora analizzata, nulla sappiamo dell'intimità di questa traccia. Paradossalmente, se una traccia ci sembra una bella traccia di sangue, una goccia ci sembra un bel sangue di un unico soggetto, possiamo dire ne analizziamo metà e ne abbiamo altra metà a disposizione. Ma poi analizzando magari ci accorgiamo che quella goccia che ci sembrava di un unico soggetto, cioè di un'unica fonte, in realtà ha al suo interno 2 componenti e magari la porzione che noi abbiamo prelevato è quella che conteneva al 99% l'altra porzione. Per cui quando si parla di accertamenti tecnici ripetibili o irripetibili, bisogna fare riferimento in realtà al campione originariamente presente sopra il reperto. In questo caso non si faceva già da subito riferimento al campione originariamente sul reperto, presente sul reperto, ma si faceva sempre fatto riferimento a una provetta di DNA. D'accordo? Per cui sarebbe stato un accertamento ripetibile a patto che la difesa e le varie parti avessero consentito a considerare le attività preliminarmente eseguite sopra questo campione fossero state eseguite in maniera corretta. Cioè, immaginatevi, c'è una traccia sopra un reperto, se non mi fate assistere nel momento in cui io prelevo questa traccia e la metto dentro in una provetta,
io che garanzie ho che questa traccia è stata prelevata in maniera corretta, è stata messa in una provetta pulita? Per cui quando si parla di accertamenti irripetibili bisogna fare proprio riferimento al campione originario. Per cui io dico, il collega giustamente ha segnato e ha detto non esiste più campione residuo di quella traccia lì, ma certamente lui non si può esprimere, nessuno si può esprimere in questo senso, se dicendo che sui reperti in generale non ci siano altre tracce di questo soggetto ignoto. Cioè questo lo potrà fare solamente chi, avendo a disposizione i reperti, quelli che ci sono, i reperti residui, i frammenti quindi di leggings ancora a disposizione, i frammenti di mutandina ancora a disposizione, i frammenti di felpa a disposizione, li analizzerà in laboratorio e dirà: al fatto questo non ho più trovato nient'altro. Non so per l'idea, non è possibile, perché se noi sapessimo, guardando dei frammenti, se lì sopra c'è una traccia di un soggetto o di meno, eviteremo di fare l'analisi del DNA. Se si fa l'analisi del DNA è perché guardando, ispezionando, facendo i test preliminari non hai mai la certezza. Per cui io immagino che non saranno scomparsi completamente tutti al 1000 per 1000 tutti questi benedetti reperti, qualche cosa ci sarà per dire che non ci sarà più niente di questo ignoto 1, bisognerà effettivamente vedere questi reperti. Ovviamente se le mutandine non esistono più perché sono state tagliuttate in pezzettini di 1 millimetro per 1 millimetro e tutti milioni di pezzettini analizzati, in quel caso non è che non esiste più la traccia, non esiste più il reperto, non esiste più il campione. Non so se mi sono spiegato. Sì, ho capito, dottor Capra. Dobbiamo fare un passo indietro, diciamo, lei dice, rispetto a questa discussione, perché se no stiamo parlando di una provetta. Esatto, stiamo parlando di una provetta, per cui quello che è esaurito è sicuramente questa provetta, almeno da quanto dicono i consulenti tecnici e la procura, che avendo a disposizione la provetta non fa nient'altro che guardare se c'è ancora del liquido, si può analizzare, se non c'è più del liquido non possono analizzare. Per dire che non ci sia niente sugli altri reperti bisognerà valutare appunto questi reperti nello specifico. E questo lo dovrebbe fare anche la difesa, diciamo. Ma su quello che ci sarà la difesa potrà avere la possibilità, se poi dopo lo riterrà opportuno, seguire questo. Di solito lo ritengono opportuno chiaramente di partecipare, però è una facoltà, non è un obbligo da parte delle parti di nominare qualcuno per seguire questo tipo di accertamenti. Questo per quanto riguarda il discorso sugli accertamenti ripetibili. Dopodiché, per quanto riguarda il discorso sulle anomalie che questo caso ha presentato, devo dire che fin da parecchi mesi fa o parecchi addirittura anni fa, sopra queste tracce si erano osservate alcune caratteristiche che non è solito individuare in tracce biologiche, e difatti, questa è la mia personale opinione, però è suffragata diciamo dallo sforzo che gli inquirenti hanno posto in essere in questa analisi, deve essere qualche cosa che non tornava agli inquirenti perché sono stati fatti degli approfondimenti analitici veramente incommiabili, cioè cose che in altri casi non si sono mai verificate. Voglio dire, l'ultima anomalia, quella del DNA mitocondriale, è perché si è fatto un certo approfondimento che normalmente quando tu hai già un profilo genetico nucleare così chiaro non vai a fare anche il DNA mitocondriale. In questo caso è stato fatto, ma è stato fatto perché? Perché avevi bisogno di fare questo approfondimento? Perché? Un'idea potrebbe essere perché volevi trovare tutti gli elementi per arrivare a scoprire questo colpevole, incommiabile indubbiamente. Un'altra ipotesi potrebbe essere perché forse c'era qualche dato tecnico emerso che, eppure essendo chiaro, non ti convinceva. E in questo mi rifaccio ad esempio alle prime relazioni che mi sono state chieste, mi sono state messe a disposizione così per chiedere appunto delle spiegazioni, fatte dai RIS, cioè i stessi RIS dicono in effetti qui troviamo delle tracce che sono molto chiare, c'è molto materiale a livello di DNA nucleare di questo soggetto ignoto 1. E però dicono sì, però queste tracce a occhio nudo non sono evidenti. Certo, non sono evidenti perché una traccia viene dilavata dalla pioggia, dalla neve, dagli agenti atmosferici e purtroppo, essendo un vestito indossato da una povera ragazzina vittima di questo orrendo crimine, sono anche imbibiti dei fluidi cadaverici della stessa, per cui è difficile trovare delle tracce ed è una cosa assolutamente corretta, una cosa che tutti gli scienziati forensi si trovano ad affrontare in casi di questo tipo. Allora tu dici, allora mi trovo una traccia che non è facilmente identificabile, anzi non è identificabile a occhio nudo, però questa stessa traccia non identificabile a occhio nudo poi mi porta un profilo del DNA chiarissimo. È un qualche cosa che è in contraddizione, cioè di solito io una traccia non la identifico a occhio nudo,
la posso però caratterizzare a livello biomolecolare perché ci sono degli strumenti molto sensibili, ma il risultato che ottengo è un buon risultato, ma non è mai un risultato straordinario. Non può essere un risultato pulito come un tampone buccale, perché sto analizzando una traccia sulla quale gli agenti ammatostrierici hanno lavorato per tanto tempo in maniera molto molto pesante. Per cui gli stessi risi dicono ci saremmo aspettati, invece abbiamo trovato un risultato molto chiaro. Poi però a fronte di questo risultato chiaro e di questo risultato sovrabbondante sono gli stessi consulenti di pubblico ministero, comunque esperti del RIS, che dicono però abbiamo cercato di capire la natura di questo fluido biologico e abbiamo trovato grossissime difficoltà, non siamo riusciti a identificarla questa natura. Quindi da una parte anche loro stessi ti dicono qui c'è tanto materiale, ce n'è più, però non riusciamo a capire che fluido biologico ha originato questo materiale genetico. E dicono, d'altra parte però possiamo escludere che si tratti di sperma, possiamo escludere che si tratti di saliva, perché il test specifico, ad esempio per lo sperma e per la saliva, ci ha dato risultato negativo. Quindi è sangue? No, risultato sperma e saliva non sono. Ci ha dato risultato negativo e non possiamo dire che questo risultato negativo sia dovuto a una degradazione, cioè dicono non ci sentiamo di dire questo. Perché? Perché abbiamo visto che il DNA non è minimamente degradato. Come possiamo pensare che siamo all'interno di una cellula, le proteine si degradino completamente da dare zero risultato e il DNA non si degradi assolutamente? Sarebbe una contraddizione, è un'anomalia questo questo risultato, per cui ti dicono abbiamo questi dubbi. E dopodiché nel corso degli anni, degli approfondimenti, viene questa ulteriore anomalia da quello che è stato appunto segnalato, che in questo stesso estratto, cioè nella stessa provetta dove era presente il DNA nucleare di ignoto 1 in maniera preponderante, in maniera notevolmente superiore rispetto al DNA contaminante della povera ragazzina, quando vai a analizzare un altro tipo di DNA vedi che queste proporzioni si invertono radicalmente. E come è possibile? Dal punto di vista teorico io dico, possiamo dire difficilmente spiegabile, nel senso che, per non dire inspiegabile, nel senso che una spiegazione ci deve essere. Bisogna studiare, bisogna valutare tutti i dati tecnici per capire come questo possa essere avvenuto. In natura che possa avvenire una cosa del genere, francamente, quando si parla di dottor Capra, è altamente compatibile, diciamo che in questo caso è altamente improbabile. Mi viene da porle questa domanda. Allora, se io sono l'assassino, no? E rimane una traccia come quella che è stata trovata sul corpo di Yara e che chiama in causa Bossetti mentre compio un'azione di omicidio, no? Mi cade questa goccia di sangue, mettiamola in termini un po' così approssimativi. Ecco, su quella goccia di sangue che a me cade, è possibile trovare quello che è stato trovato in quella traccia lì, in questo caso? No, perché allora... E quindi com'è che si forma quella traccia lì? Allora, lei quando contamina, quando deposita del proprio materiale biologico su un qualsiasi oggetto, su un qualsiasi reperto, lo contamina, diciamo, con un'entità con la cellula, d'accordo? Sì. La sua cellula contiene sia il DNA nucleare che il DNA mitocondriale. Per cui pensare che lei riesca a contaminare depositando solamente DNA nucleare e niente di DNA mitocondriale è impossibile. Non è dal punto di vista scientifico razionale questa spiegazione. Io in laboratorio potrei contaminare un reperto con il profilo genetico nucleare di un soggetto se riuscissi a separare, nel momento in cui riesco a separare con delle metodiche particolari, il DNA nucleare dal DNA mitocondriale. Ma toccando un oggetto non posso trasferire solo un tipo di DNA e non l'altro. Il DNA mitocondriale si dice che è molto più sensibile, ha ragione, giustamente, rispetto al DNA rispetto al DNA nucleare. Perché? Perché all'interno di una cellula è presente in coppie multiple. Cioè noi, nella cellula diploide, abbiamo un profilo genetico nucleare, una coppia, d'accordo? Abbiamo 2 cromosomi, uno di provenienza materna e uno di provenienza paterna, va bene? Sì. Abbiamo un'unica coppia di DNA nucleare, ma all'interno della stessa cellula abbiamo diverse copie del DNA mitocondriale. Si parla da 10 a 100.000, cioè significa che quindi per ogni unità che noi andiamo a depositare, unità cellulare, depositiamo una coppia di DNA nucleare e 100.000 di DNA mitocondriale. Ora, com'è possibile che sul reperto rimanga solamente la coppia nucleare e neanche una coppia mitocondriale?
è una cosa che al momento non si spiega, è molto difficile da spiegare. Poi una spiegazione ci deve essere, perché questo è quello che gli accertamenti di laboratorio hanno fornito. Allora, o gli accertamenti di laboratorio hanno sbagliato, ma non ho alcun elemento per poter dire che hanno sbagliato. Chi l'ha fatto sono persone sicuramente preparate, li conosco e sono persone estremamente accurate, eccetera, per cui in un caso così importante sarebbe una cosa molto molto strana, per cui non ho poi non c'è nessuna indicazione che dice che si fosse stato fatto questo errore, e quindi l'unica cosa che rimane è che sono prassi sulle quali sono intervenute diverse operazioni che bisogna identificare. Quel che è certo, diciamo che non è una dinamica dei fatti normale, cioè non l'ha lasciata l'assassino di suo e non l'ha lasciata la pioggia, il vento, eccetera, eccetera. Cioè questa cosa in natura non succede, né nella dinamica di un omicidio, di un'aggressione, eccetera, né col passare del tempo, l'acqua, la pioggia, il vento, eccetera, eccetera. O no? Questo si può dire? Ripeto, gli agenti atmosferici, visto che stiamo parlando di acqua e di pioggia, eccetera, dovrebbero aver effettuato una selezione talmente mirata che anche il laboratorio non sarebbe alla portata di chiunque. Diciamo è stato molto chiaro. Dottor Capra, le rubiamo ancora qualche minuto perché c'è l'avvocato Schembri che voleva porle una domanda. Avvocato, prego. Dottore, buongiorno. No, volevo farle due domande proprio sulle ultime considerazioni che lei ha fatto. Quindi, se è possibile, naturalmente, in termini di possibilità o di probabilità, quindi è possibile o è probabile che diciamo ciò sia frutto di una contaminazione inconsapevole, involontaria? Questa è la prima domanda che le pongo. La seconda, quando mi sembra di aver capito che lei abbia detto, e almeno così sembrerebbe che emerga anche dagli articoli, che il DNA era, diciamo, volgarmente un DNA di ottima qualità. È corretto questo, dottore? Da quello che mi è stato fatto vedere, da valutare, sicuramente sì. Ecco, naturalmente lei ha fatto cenno anche agli agenti atmosferici. Ora, un DNA trovato a distanza di tempo sulla povera vittima, che sembrerebbe fosse al gelo, quindi alle intemperie dell'inverno, insomma, e quindi gli agenti atmosferici per mesi. Com'è possibile che possa essere un DNA di ottima qualità? Insomma, che sia stato rinvenuto su quel corpo un DNA di ottima qualità, visto che gli agenti atmosferici, insomma, incombevano per mesi e quindi su quel corpo, insomma, naturalmente, ecco, mi sembra anche questa un'anomalia, dottore. E su questo, naturalmente, ne discenderebbero determinate considerazioni, cioè unite a quelle che ha già fatto prima il dottor Capra, perché in natura non esiste una roba così, diceva. Prego, dottor Capra. Allora, diciamo, per quanto riguarda la prima domanda, devo dire che la possibilità della contaminazione, l'avevo cercato, non sono stato forse molto puntuale nel spiegare prima. C'è contaminazione, se io contamino un qualche cosa, deposito evidentemente delle mie cellule, e non posso depositare delle cellule, non posso depositare solamente il DNA nucleare e non quello mitocondriale, che è presente in proporzioni anche superiori, no? Che è sicuramente presente in proporzioni superiori, sicuramente è più resistente rispetto all'altro DNA, e di tant'è vero è il DNA che si fa sui fusti di capelli dai quali non è possibile recuperare se non in minima quantità del DNA nucleare, mentre il DNA mitocondriale è possibile recuperarlo in quantità maggiore. È il DNA che si fa sulle mummie, perché le mummie sono dei resti di migliaia di anni fa, e il DNA nucleare è andato incontro a dei fenomeni di degradazione che possono impedire oggi di caratterizzare bene il DNA nucleare, mentre il DNA mitocondriale è più resistente. Per cui a maggior ragione sopra delle tracce che sono state esposte a un agente atmosferico dovrei trovare dei risultati migliori a livello di DNA mitocondriale rispetto al DNA nucleare. Da quello che mi è stato fatto vedere, il problema non è solo che c'è tanto profilo genetico della ragazza, che dal punto di vista tecnico onestamente uno potrebbe trovare delle spiegazioni difficili su questa inversione del rapporto fra nucleare e mitocondriale, però qualche cosa in letteratura si può trovare. Il problema è che è sparito completamente il profilo genetico mitocondriale dell'altro soggetto, e contemporaneamente ne è comparso un altro, di un altro soggetto ancora. Ora,
non sono cose che ho determinato io, per cui non posso dire è stato fatto bene, è stato non fatto bene, eccetera. Sono delle cose che sugli atti che mi sono stati fatti vedere sono riportate, e se queste cose sono corrette sono delle anomalie molto pesanti. Cioè il fatto che scompaia completamente il profilo mitocondriale di un soggetto e contemporaneamente ne compaia quello di un altro soggetto che non si era mai visto, o non è vero questo, oppure se è vero è un'anomalia molto ma molto pesante. Ecco. Dottor Capra, io la ringrazio. Per quanto riguarda, prego. Invece l'altro discorso sul DNA straordinariamente conservato bene su un corpo lasciato all'aperto, siamo nel campo della medicina sperimentale, che è estremamente complesso. Diciamo che quello che uno si aspetterebbe da un reperto del genere è del DNA dilavato, del DNA scarso, del DNA rovinato. In questo caso si è trovato del DNA ottimo. Tuttavia, non avendo, che nessuno in questo caso ha monitorato lo stato dei reperti nel corso dei mesi, perché sennò la poveretta sarebbe stata rinvenuta mesi addietro, bisogna vedere, perché magari le condizioni di freddo particolarmente pungente, il microclima presente nella zona, magari può avere in qualche maniera costruito un ambiente favorevole a questa conservazione. Un po' come dire, il DNA non ti dice la anzianità di una traccia, non ti dice l'anzianità della traccia se tu non sai come questa traccia è stata repertata. Una traccia di sangue sopra la grondiera, sopra una gronda di una settimana, lasciata all'aperto per una settimana, mostrerà una certa degradazione. Una traccia di sangue prelevata in corso di esame autopsico 20 anni fa e conservata in freezer non mostra nessuna conservazione, per cui non mostra nessuna degradazione, per cui a livello del DNA tu vedrai che un campione è degradato pur avendo una settimana perché è stato all'aperto, e l'altro campione non è per niente degradato pur avendo 20 anni perché è stato tenuto in frigo. Dovresti sapere esattamente tutte le condizioni atmosferiche alle quali è stato sottoposto questo reperto. Purtroppo in questo caso non lo sappiamo. È un'ipotesi che il cadavere sia sempre rimasto lì. Poi c'è il problema, diciamo, che ci sono altre tracce di altre persone, diciamo, con altri profili genetici completamente diversi. E io, da quello che ho letto, l'agenzia ADN Kronos è stata la prima a pubblicare. Abbiamo in particolare, dice, un nome che non viene fornito perché 2 capelli sarebbero di questa persona. Adesso io non voglio entrare in questo discorso, però bisognerebbe anche capire perché, per esempio, ci sono tracce di altre persone e non quelle dei familiari allo stesso modo. Certo. No? Questo è un altro problema, mi sembra. Di solito sopra i reperti che prelevati in un caso di omicidio, quelli che si chiamano campionature per esclusione, cioè sui familiari fai subito delle campionature, non perché sospetti un coinvolgimento nei familiari, ma perché l'esperienza ti porta a dire che sopra i vestiti di un soggetto su cui è stato compiuto appunto un reato, è facile, normale trovare delle tracce biologiche dei familiari, per cui ti serve per non impazzire, per non considerare un reperto fondamentale e buono, quando magari quel reperto lì ha una spiegazione molto, molto semplice, analoga. In questo caso il fatto che siano stati rinvenuti così tanti DNA sopra i vestiti di questa povera vittima e nessuna traccia, da quello che mi è stato dato di sapere, dei familiari, costituisce sicuramente un'ulteriore anomalia, nel senso che uno dovrebbe dire: va bene, ma allora se è così semplice lasciare delle tracce di DNA che basta un fugace contatto, allora come mai non c'è nessuna traccia dei familiari? E viceversa, allora evidentemente per lasciare questa traccia non è sufficiente un fugace contatto, deve essere un contatto abbastanza significativo e prolungato, oppure le tracce si perdono per andare del tempo. Sì, e allora come mai abbiamo trovato 10 tracce? Allora significa che ci sono 10 campioni, 10 persone che hanno avuto un contatto prolungato sulla persona. Sono cose da valutare attentamente. Certo. Io ringrazio il dottor Marzio Capra, è stato veramente utile la conversazione con lei. Grazie dottor Capra, buon lavoro. Grazie. Torneremo a risentirci magari. Grazie ancora. Poi dopo la pubblicità continuiamo ancora, perché abbiamo ancora qualche minuto eccezionalmente e un altro ospite.
Solo da Lidl gusti la freschezza di frutta e verdura e assapori il risparmio fino al 40%. Da domani, uva bianca senza semi in confezione da 500 grammi a €1,29 e arance tarocco IGP in rete da 1,5 kg a solo €1,49. Solo freschezza e qualità, solo da Lidl. Non cambiare stile di vita, cambia supermercato. Lidl, anch'io. Non c'era una volta una Golf alimentata a metano, ma adesso ce ne sono due. C'è la nuova Golf TGI che con soli €3,50 ti fa fare più di 100 km. E c'è anche la nuova Golf Variant TGI, la prima Golf Station Wagon a metano. E con progetto valore Volkswagen, tu è da €169 al mese, TAN 3,99, TAIG 5,65, anticipo €6.250 e dopo 3 anni puoi rifinanziarla o restituirla. Info su Volkswagen.it. Scopri nuova Golf TGI e nuova Golf Variant TGI, il metano secondo Volkswagen. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Allora, rieccoci in onda e io do anche il benvenuto e il buongiorno per questi 5 minuti che abbiamo, non tanti di più, all'avvocato Luca Dauria che sulle questioni della prova scientifica si è esercitato tanto dal punto di vista accademico quanto dal punto di vista professionale, quindi è già stato nostro ospite, lo risentiamo volentieri. Buongiorno avvocato Dauria. Buongiorno, allora, buongiorno. Le chiedo in sintesi una sua valutazione sulla conversazione che abbiamo avuto poco fa con il dottor Capra dal punto di vista delle questioni genetiche che insomma poi ciascuno ha ascoltato, io mi sono tirato le mie somme, chi ci ha ascoltato si tirerà le sue, perché non mi sembra che sia così difficile tirare delle somme in una materia complessa, per carità eccetera, però abbiamo capito qual è la sostanza di questo ragionamento qua. Lei che ne dice, avvocato Dauria? Allora, una premessa velocissima, sono sul treno, spero che non cada la linea. Ho sentito quello che diceva il dottor Capra e quello che diceva l'avvocato Schembri, li saluto entrambi, sono amici, ho la fortuna di poter collaborare con loro e c'è poco da aggiungere di più. Quello che però a me è venuto in mente mentre li ascoltavo era che siamo sempre alle solite, cioè ogni processo e in ogni processo il giudice, che poi è il destinatario di tutto questo lavoro investigativo, sia dell'accusa che della difesa chiaramente, si trova a dover valutare degli elementi che non sono mai un film che accade davanti a lui, ma è un qualche cosa di ricostruito oggi rispetto al passato sulla base di elementi che provengono dal passato, no? E in questo il giudice possiamo dire che fa lo storico. Il problema qual è? È quello che gli elementi che oggi si cercano, a cui si cerca di dare un senso e che sono elementi che provengono dal passato e che il giudice come lo storico fa rivivere oggi, inevitabilmente non sono quello che dicevamo un film che avviene davanti a lui, ma sono dei frame, sono delle immagini, ce n'è una di un certo momento, una magari di 10 minuti dopo, e in mezzo che cosa può fare il giudice? Evidentemente ci sono dei buchi. Lo storico questi buchi li copre con tutta una serie di conoscenze culturali, sociali, economiche, politiche, se la può permettere. Quello che bisogna sapere è che il giudice non se la può permettere, non può coprire questi buchi. Quindi quello che dobbiamo sapere è che se gli elementi tutti gli elementi sono sempre dubbi, però sono sufficientemente dubbi o sono sufficientemente affidabili per una sentenza di condanna, sono dubbi per una sentenza di assoluzione. Questo è il punto. L'avvocato Schembri ha curato con un'attenzione incredibile il processo più terrificante in questo senso, che è il processo della strage di Erba, no? Ecco, quello è il tipico esempio, ma abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi,
di situazioni in cui ci sono più buchi che pieni e il giudice spesso quei buchi cerca di riempirli con delle soluzioni che però non devono mai provenire dalla sua scelta personale o dal suo pensiero personale, perché altrimenti succedono dei disastri come nel processo di Erba. Questo è il mio parere. Cioè l'uomo non può dominare sempre, neanche attraverso la tecnica, dei fatti dei quali non conosce tutto. Si possono avere delle metodi. Abbiamo perso il collegamento. Ecco, no, il collegamento telefonico è un po' precario, però adesso la risentiamo, avvocato Dauria, prego. Ha parlato troppo presto. No, non è. Purtroppo, vediamo se riusciamo proprio in coda a richiamare, ma vediamo se riusciamo a richiamare al volo, chiedo alla regia. Però le faccio una domanda secca, abbiamo pochissimo tempo, avvocato Schembri. Ecco, dopo aver. No, domanda, non so se è opportuno farla, ma la faccio lo stesso perché mi viene spontanea. Dopo aver ascoltato quello che ci ha spiegato il dottor Capra, lei che farebbe come avvocato in un contesto di quel genere? Stando così le cose, così quello che abbiamo letto poc'anzi e quello che ha detto anche il dottor Capra, mi sembra che la partita sia finita. Game over, qualcuno ha detto. Vale a dire? E cioè, se non ci sono altri elementi, se questa è l'unica, diciamo, l'unico elemento che lega Bossetti al delitto, non è un elemento probatorio. No, sai cosa mi ha colpito anche? Il discorso. No, perché è importante anche, cioè, probabilmente è quello che mi voleva chiedere lei, è importante anche un aspetto, al di là del DNA mitocondriale, cioè, innanzitutto sembra che sia certo che non c'è altro DNA, cioè un ulteriore accertamento su quel campione non può essere fatto, e quindi già questo basterebbe per dire, e allora di che cosa stiamo parlando? Perché voglio dire, c'è un'accusa anche qui che con i suoi consulenti fa vari tentativi, prove e quant'altro, ne fanno 3, 4, 5. Ma per quale motivo non lo fa sotto la forma dell'accertamento tecnico irripetibile, dove anche la difesa vi partecipa se vi vuole partecipare e sostanzialmente vede se così stanno le cose o meno? Adesso chiede l'accusa, dice fate un atto di fede, quello che abbiamo fatto noi è certamente così, è giusto, che peraltro abbiamo visto che probabilmente vi sono anche, diciamo, delle anomalie. Non quadrano tante cose. Però già basterebbe la prima fotografia, cioè non può essere fatto l'accertamento tecnico irripetibile, quindi cioè senza una valutazione anche da parte della difesa di quell'esame, quindi dei consulenti della difesa, e ovviamente insomma non possiamo fidarci ciecamente di ciò che ha fatto l'accusa e di consulenti dell'accusa, quindi non può, perché il codice non prevede questo. E quindi questo per quello lei dice game over. Ma certo, anche perché lì innanzitutto è facilmente obiettabile. Allora, DNA, si è parlato che era perfetto il DNA, e già questa è un'altra anomalia, che era in ogni caso abbondante. E anche lì io mi chiedo, cioè, ma insomma, stiamo parlando naturalmente di consulenti che avrebbero potuto con tutta tranquillità, qualora l'avessero voluto o avessero avuto queste indicazioni, lasciare un piccolo campione sostanzialmente per far sì che nel caso di una richiesta di accertamento tecnico anche della difesa, no? Si potesse fare. Anche questo, diciamo, mi sembra anche questa una scelta improvvida da un punto di vista investigativo, fare in modo che non ci sia più DNA. È una scelta naturalmente dell'accusa, però poi insomma le conseguenze le prevede il codice di procedura penale. Questo è il primo aspetto. Poi peraltro le anomalie, oltretutto, ecco, ho fatto la domanda al DNA copioso, abbondante. È copioso abbondante. Da un lato, allora, per quale motivo? Cioè, come può essere copioso e abbondante? Copioso e abbondante, ma del tutto anomalo, perché quella che doveva essere la parte preponderante non c'è. Di quel DNA. Quindi, sinceramente, veramente inspiegabile. Poi il dottor Capra ha fatto degli esempi. Certo, se noi conservassimo del DNA in freezer, magari sarebbe di ottima qualità, magari si conserverebbe bene. Però lì non era in freezer. Cioè, l'ipotesi accusatoria è che quella povera ragazza sia stata per tanto tempo, per mesi, all'aperto. E quindi è veramente inspiegabile questa circostanza, qualora fosse così, cioè DNA
puro, cioè sostanzialmente non degradato. Anomalissimo, ma puro. Non degradato. Attenzione, perché questo è importante. Puro, ma anomalissimo. Anomalo da un lato, però non degradato, cioè che totalmente si è anomalo, benissimo. perché è come se io mi cadesse una goccia di sangue, guardi, ma si fosse solo... Le considerazioni poi ognuno di noi le può fare, diciamo, come può essere è accaduto questo, cioè come può essere che il DNA non sia degradato, ovviamente vengono fuori, scorgano le considerazioni la da Cassazione sole. direbbe aporia. Ecco, ma qui diciamo è tutto un insieme di aporie, anche perché poi non vi sono altri elementi, cioè sostanzialmente c'era soltanto questo grande elemento che è il DNA, che chiaramente è un elemento indiziario forte, ma con i dovuti presupposti. E qui i presupposti a questo punto, diciamo, non dico che barcollano, però insomma poco ci manca. Da un lato non può essere ripetuto questo accertamento, dall'altro vi è questa anomalia del DNA, dall'altro ancora questa, diciamo, mancata degradazione che avrebbe dovuto, diciamo, esserci, doveva essere riscontrata questa degradazione. Che cosa fare? Che cosa avrei fatto? Ma io sin dall'inizio probabilmente avrei chiesto, avrei fatto un incidente probatorio mesi fa per andare a controllare, e per chiedere proprio questo, dice: voglio rifarmi la prova, quello che ha fatto la procura, voglio che venga fatta davanti a un giudice, un incidente probatorio, sin dall'inizio, insomma, no? E quindi questo probabilmente avrei fatto. E detto questo, a questo punto, cioè, se non ci sono altri elementi, chiaramente Bossetti, non so con quale elementi si va a fare il processo, insomma. Vedremo se va come dice lei o che succede, perché io ho una sensazione, poi magari sono smentito clamorosamente, però dai commenti che vedo sui giornali, dall'atteggiamento della procura, è come dire: ma questa roba qui non conta niente. Il dottor Capra e la trasmissione di stamattina ci ha fatto capire che non è per niente così, non è vero che non conta niente. Ma guardi, se è così, però la versione è quella lì, siccome lei ha assistito, diciamo, e abbiamo imparato che succedono cose strane, sì, nelle fasi di indagini, nelle fasi, diciamo, ripeto, io non conosco gli atti, ho letto gli articoli, se quella è la relazione, se quello che il dottor Capra diciamo ci ha spiegato, ma al di là della spiegazione della tecnica scientifica, io parlo da un punto di vista anche tecnico-procedurale, cioè se c'è una traccia che è stata rinvenuta, dice la procura di averla rinvenuta in quel luogo, che si tratta del DNA di Bossetti, che lo dica la procura, bene, per carità. Poi nei processi però è giusto che le cose vengano accertate, no? Cioè, quindi avrebbe dovuto, diciamo, la procura consentire, tramite la conservazione del DNA, che peraltro doveva essere copioso, abbondante e quant'altro, la possibilità di ripetizione, perché voglio dire, si deve sapere, cioè si sa che insomma la difesa ha diritto. Sì, qua siamo ancora prima del discorso scientifico. Quindi quello è un discorso di base, insomma, prudenziale, sia dal punto di vista dell'accusa e sia dal punto di vista della difesa. Cioè ci mancherebbe altro che un difensore dicesse su una prova del genere che può inchiodare il suo assistito: mi fido. E cioè, voglio dire, ma vede, faccio un esempio anche non scientifico. Parlavamo delle intercettazioni telefoniche, d'accordo? E la stessa cosa vale per il DNA. Ci sono gli inquirenti, magari trascrivono le intercettazioni, quindi le telefonate che sentono, no? E magari ci può stare che uno commetta un errore, che trascriva male. Quindi se la difesa vuole controllare la telefonata e quindi sentirsela, si mette le cuffie e la sente, e dice: no, è stata fatta bene la trascrizione, oppure no, è stata fatta male. Ma se distruggiamo il nastro, diciamo l'intercettazione, allora di che cosa stiamo parlando? Mi devo fidare di coloro i quali o di colui il quale ha trascritto la conversazione, che magari ha sbagliato? Anche non supponendo la malafede, uno può sempre sbagliare. Ma l'errore, diciamo, è l'ordine. Quindi voglio dire, cioè è chiaro che io devo essere messo nelle condizioni di controllare l'operato dell'accusa, ma non perché ci deve essere naturalmente la malafede, ma l'errore umano, anche del consulente, è dietro l'angolo, insomma. Ma pensi un po', se non avessero controllato proprio sempre in questo caso Ficri, no? Cioè la traduzione sbagliata di un consulente, no? Magari era Ficri in questo momento agli arresti con l'ordinanza di custodia cautelare. Quindi se l'intercettazione di Ficri, no, non ci fosse stata più, c'era una traduzione di un consulente che aveva tradotto male, d'accordo?
E allora, cioè, è chiaro che deve essere conservata la telefonata, l'intercettazione, così come deve essere anche conservato il DNA. Certo. È la stessa cosa, è lo stesso concetto, cioè non si tratta di pensare che ci possa essere malafede, ma si tratta di un controllo dovuto che tocca alla difesa, insomma, che spetta alla difesa, che è previsto dal nostro codice, che quindi, diciamo, gli inquirenti, a maggior ragione se danno molta importanza a quella prova, devono fare in modo che venga conservata, ecco, insomma. Se no uno può pensare il peggio, diciamolo Se pure, no, perché uno a è questo libero di punto, pensare quello che davanti a vuole. queste 1000 anomalie già in sé Certo. scientifiche di cui ci ha parlato prima il dottor Chiappa, davanti a questa considerazione uno può pensare anche ognuno male. può pensare quello certo. che vuole, insomma, naturalmente. Allora, io ringrazio l'avvocato Grazie Fabio a voi. Schembri, abbiamo fatto qualche minuto in più del solito, ma è caduto a proposito questa estensione della trasmissione. Buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca.